Oggi l'Italia, domani l'Europa. Torna a pensare in grande l'Alpago delle due ruote. Il 20 luglio, nella Conca, saliranno almeno 200 atleti per il campionato italiano di bike trial, che consegnerà il titolo tricolore. La manifestazione sarà anche il trampolino di lancio per gli europei di mountain bike del 2015. Dopo l'edizione ospitata nel 2006, l'Alpago tenta ancora il colpaccio. 7 anni fa furono decine di migliaia le presenze nella Conca, tra atleti, tifosi e appassionati. Almeno 50.000 i turisti attesi per l'edizione in programma tra un paio d'anni. Già avviati i contatti per trovare sponsor e sostegni istituzionali. Dalla regione è già arrivato il primo appoggio. Quando promuovi il territorio bellissimo del Veneto, lo promuovi con lo sport, cioè in mezzo alla natura, e cerchi di portare questo messaggio fuori dal Veneto, hai fatto in qualche modo quello che è il dovere di un amministratore, di un buon amministratore. Lo sport è un potente motore per il turismo, soprattutto quello specializzato, e l'Alpago è territorio ideale per la mountain bike. Si lavora per creare strutture permanenti così da rendere la Conca punto di riferimento internazionale per la promozione e la specializzazione della disciplina. I campionati italiani e europei sono la leva giusta per rilanciare il territorio. Un evento importante perché comunque richiama centinaia di migliaia di spettatori, di appassionati e soprattutto gli atleti migliori in questo momento a livello internazionale, perché un campionato continentale è comunque un campionato mondiale. È importante per il nostro territorio non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto promozionale, è anche un volano economico importante in questi momenti di crisi economica.